invitiamo la seconda nostra relatrice, la gnomonista Miriam ed architetto Miriam Causero, lei fa parte anche della commissione, è la prima gnomonista che io ho conosciuto del Friuli Venezia Giulia, poi c'è stata anche Enia che è qua con noi, Pisentini. Altre credo che costruiscano meridiane e anche bene in Friuli e che danno il loro supporto anche culturale alle varie pubblicazioni che abbiamo fatto, io non ne conosco, no? Quindi complimenti. Cosa ci porta oggi come argomento la Miriam? Un particolare orologio del Barzellini che è presente sul campanile del Duomo di Cividale. Grazie, buongiorno a tutti, mi posiziono qua, spero che non ci siano problemi. Allora, mi ha già presentato Aurelio, io sono originaria di Moimacco, un paese vicino a Cividale del Friuli, e devo dire che non mi era capitato di notare la meridiana, che è posizionata sul campanile del Duomo di Cividale, in questa foto in basso si nota, ma non sulla facciata principale, sulla facciata diciamo laterale a destra e dà su una stradina che scende e va verso il monastero delle Orsoline. Quindi una posizione un po' nascosta. Tra l'altro è stata recentemente restaurata e quindi prima era priva degli strumenti necessari per la misurazione dell'ora e quindi per la lettura dell'ora. Ho notato che dopo aver visto quest'opera sul campanile, ho visto che era stata realizzata da un astronomo della nostra regione, Gian Giuseppe Barzellini. E la prima cosa che mi è venuta in mente sentendo questo nome, visto che io conosco una ragazza di Gorizia che ha fatto un lavoro sulle vie di Gorizia, la prima cosa che mi è venuta in mente è ma questa è la via che porta al carcere. E ho pensato che il tributo non era straordinario, anche se in realtà quando la via è stata dedicata a questo personaggio non c'erano ancora le carceri posizionate in quel luogo. E andrei avanti con la seconda pagina e quindi mi sono domandata chi era questo Gian Giuseppe Barzellini. Io ho posizionato diciamo un po' la mia relazione a vista, così nel caso non mi spiegassi correttamente avete un riscontro visivo. Barzellini era nato a Cormons nel 1730 ed è morto a Gorizia nel 1792, ma fin da subito si è manifestato come un personaggio molto particolare che era dotato di talenti non comuni nell'ambito diciamo, delle scienze aritmetiche e astronomiche. Inizialmente lui aveva fatto dei lavori impiegatizi abbastanza semplici, però quando si è manifestato come diciamo, dotato come persona dotata, diciamo, è stata nella revisione del catasto teresiano, un lavoro che era stato iniziato da Carlo VI, che era stato utilizzato per censire tutte le proprietà fondiarie della zona, un lavoro estremamente corposo e realizzato bene, tanto che il più delle volte questo catasto viene denominato barzelliniano, anche se in realtà non era stato ideato da lui. Nel frattempo è diventato il primo direttore del Monte di Pietà, ha steso diversi articoli per lo statuto, ha collaborato anche con l'Istituto Agrario, però in più regioni in realtà è diventato noto soprattutto dalla costruzione di questi orologi solari, in realtà proprio delle meridiane. Il più delle volte con meridiana si identifica tutto il mondo degli orologi solari, o perlomeno tutto ciò che riguarda la misurazione del tempo con questo genere di strumenti. In realtà meridiana identificava uno specifico orologio solare che è quello che segnala solamente la linea meridiana, cioè la linea del mezzogiorno. Le sue due opere più famose sono appunto questa costruita sul campanile del Duomo di Cividale e quella presente sulla chiesa metropolitana di Gorizia, non sul campanile ma sul lato. Adesso scorrendo vedremo anche qualche fotografia. In ogni caso, giusto per concludere diciamo, questo excursus su chi ha realizzato la meridiana, era un personaggio che è stato rinomato anche a livello internazionale proprio per i suoi studi e per anche le osservazioni dei fenomeni celesti, e tutte le sue tesi, le sue osservazioni sono state accettate dalle principali accademie del tempo, quindi Berlino, Lipsia, Parigi, Bologna. Ha scritto notevoli articoli e anche ha raccolto una serie di testi che adesso vi
conservati nella biblioteca del seminario teologico di Gorizia. Un po' insolito è che a Barzellini sia stata dedicata la traduzione in friulano di un poema epico di un autore scozzese. Questo manoscritto è stato ritrovato, è anonimo e attualmente è conservato nel Museo Provinciale di Gorizia. Allora, diamo un'occhiata a qualche foto. Questa è un dettaglio della meridiana della Chiesa Metropolitana di Gorizia. Scorrendo in basso la vediamo, diciamo, nella sua interezza e capiamo immediatamente che le sue meridiane non sono delle semplici linee orarie, nel senso non è l'unica linea del mezzogiorno, ma è un tracciato un po' più complicato dove Barzellini associa alla linea meridiana, cioè quella del mezzogiorno, una serie di linee antecedenti e posteriori che ci consentono di indicare una fascia oraria di 60 minuti scandita di 5 minuti in 5 minuti. In questo caso la meridiana è arricchita anche da una tabella, diciamo, da un grafico nella parte inferiore, l'equazione del tempo, che ci consente di arrivare dall'ora vera all'ora media del nostro orologio. Scorrerei oltre. Nella meridiana cividale questa cosa non c'è, è una meridiana pure semplice. Qui c'è un altro esempio di sua meridiana che è presente a Venzone, esatto, e diciamo che questa, come si vede, non è ancora stata restaurata ed è posizionata anche forse in un modo un po' infelice, perché l'olumone è un semi nascosto dalla copertura della casa. Scenderei ancora e arriviamo alla meridiana dell'orologio di Cividale. Diciamo che negli ultimi anni c'è stato un notevole interesse verso gli orologi solari e quindi anche in regione è stata compiuta un'opera di censimento degli orologi esistenti grazie alla solari e abbiamo un piccolo problemino che si sta chiudendo lo schermo. Sì? Ah, bene. Io intanto continuo. Grazie ad Aurelio appunto è stato fatto un censimento degli orologi solari, anche quelli che si sono rovinati nel tempo, che magari negli anni hanno subito delle angherie tecniche. È il caso per esempio della meridiana e anche dell'orologio di Cividale, che durante la prima guerra mondiale erano stati privati di tutti gli strumenti necessari per la lettura dell'ora, compreso anche l'orologio meccanico che si trova sull'altro lato, dove si sono legati praticamente il meccanismo, le lancette. E fortunatamente, grazie a questa sensibilità anche delle amministrazioni locali, di enti privati, istituti vari, nel 2002 questa meridiana è stata restaurata da Porta del Governo di Cividale, che l'ha ridonata funzionante alla comunità. La meridiana è stata realizzata nel 1778. Diciamo che i primi documenti che ci certificano la presenza sia dell'orologio che della meridiana sono risaliti alla fine del 1700. Gian Giuseppe Barzellini ha costruito questa, come si era detta, in maniera molto simile a quella presente a Gorizia sulla chiesa metropolitana, anche se questa rientra in un quadrante un po' più ampio che consente l'inserimento di 4 motti sugli estremi, quindi diciamo sugli angoli, e anche questa presenta un olumone che ha un po' una caratteristica, diciamo, a sole, a fiore, piuttosto grande, con il punto centrale che è quello che effettivamente segnala l'ora. Anche in questo caso, come per Gorizia, si tratta di una meridiana vera, cioè la linea meridiana rappresenta il mezzogiorno vero locale che corrisponde al momento in cui il sole passa sul meridiano del mondo. Ok, andrei oltre, poi alla fine farò vedere un po' di immagini un po' più grandi, adesso le contestualizziamo giusto per darci un'idea. Come già prima vi avevo accennato, Barzellini aveva questa tecnica che consentiva di leggere l'orario a ridosso del mezzogiorno per mezz'ora prima e per mezz'ora dopo. Perché faceva questo? Immagino che tutti abbiate veduto che veniva utilizzato per regolare qualcos'altro. Infatti serviva per regolare l'orologio meccanico che era posto sulla facciata accanto. Il Barzellini, tra l'altro, tendeva a realizzare queste meridiane sempre vicino a degli edifici pubblici.
oppure su edifici importanti come il Duomo o la chiesa principale di una città. Questo perché? Perché gli orologi meccanici inizialmente non erano molto precisi e rischiavano nelle 24 ore di una giornata di sgarrare di 10 minuti. 10 minuti oggi, 10 domani, nell'arco di una settimana l'orario non si capiva più. Di conseguenza questi strumenti venivano proprio posizionati in maniera tecnica, diciamo, per regolare e spostare le lancette nel momento in cui si perdeva dei minuti con questi orologi che erano realizzati con dei pesi, quindi all'inizio non erano proprio precisissimi. Tra l'altro questo si trova praticamente di fronte al municipio di Cividale e non è detto che servisse per regolare anche gli orologi interni, che probabilmente c'erano. Scenderei ancora un po'. Quindi vi ricordo che quella scansione era di 5 minuti, mezz'ora prima e mezz'ora dopo. In questa maniera era possibile regolare l'orologio non per un attimo nella giornata, ma per addirittura un'ora. Era utile anche nei casi di giornate che potevano essere nuvolose, perché diciamo che nell'ora si poteva considerare un lasso di tempo sufficiente per la regolazione. Scenderei ancora. Ecco, questa è la vista proprio del campanile da questa stradina secondaria. Infatti immagino che molti non l'abbiano notata, come è successo a me per moltissimi anni. Andrei oltre. Allora, un po' come vi ho già accennato, insomma c'era questo tempo di verifica di circa 60 minuti. Un'altra cosa abbastanza particolare è che questa meridiana non era, pur essendo stata realizzata alla fine del Settecento, spero che mi abbiate sentito finora, è stata realizzata non ad ore italiche ma ad ore moderne o avete anche ore francesi. Diciamo che la fine del Settecento è il periodo in cui si cambia un pochino il sistema di misurazione, si passa da quelle italiche che erano state usate in tutta la penisola in maniera praticamente a tappeto su tutto a livello nazionale, si passa a quelle a due francesi. Che differenza? Adesso sì. Adesso non mi serve più il microfono. Allora, nelle precedenti conferenze è stato ampiamente spiegato la differenza tra misurazioni di ore italiche, misurazioni aerostronomiche o francesi. Non so se c'è qualcuno che non lo conosce, io giusto accenno velocemente. Ad ore italiche, appunto, utilizzate fino alla fine del Settecento, praticamente dall'inizio della dominazione austro-ungarica sono sparite, sono state sostituite da quelle moderne. Le ore italiche dividevano la giornata in 24 ore uguali. Di solito l'ultima ora, la 24esima, corrispondeva al tramonto. Questo sistema veniva utilizzato perché era molto comodo per chi andava a lavorare e faceva corrispondere il termine della sua giornata lavorativa con il tramonto del sole. In questa meridiana invece viene utilizzata il sistema ad ore francesi o ore moderne, che invece divide sempre la giornata su 24 ore ma la fa partire dalla mezzanotte, e proprio per questo mezzogiorno è perché sono passate 12 ore e quindi è la 12ª ora. Proprio parlando di rapporto tra sistema di misurazione a ore italiche e sistema di misurazione a ore moderne, è interessante affrontare anche l'argomento dell'orologio che sta attaccando la meridiana. Abbiamo visto che sono legati perché uno controlla l'altro, e l'orologio visto così magari non dà particolarmente nell'occhio. In realtà se ci si avvicina, adesso scendiamo magari un pochino, si nota che questo orologio ha un quadrante esterno che invece che avere 12 ore ne ha 24 distinti. Tra l'altro la 24esima appunto è la linea, corrisponde alla linea orizzontale, che è quella che si considera la linea del tramonto nelle ore italiche. Quindi il sistema esterno
è quello ad ore italiche, che probabilmente era il principale che hanno utilizzato. Poi sono cadute in disuso e quindi hanno aggiunto un ulteriore quadrante più centrale che presenta, diciamo, una misurazione che attualmente noi utilizziamo, che è quella moderna, a ore francesi, con un quadrante molto semplice a 12 ore, le lancette e via dicendo. È interessante vedere appunto questo doppio quadrante sovrapposto, che a una prima occhiata sinceramente non colpisce subito. Tra l'altro il quadrante più esterno, chiamiamolo quello principale, realizzato in marmo, è scolpito, un po' come l'orologio che c'era in Piazza Libertà a Udine, che poi invece è stato sostituito anche questo con un quadrante normale a 12 ore. Anche questo è scolpito con le ore e di solito all'interno, diciamo, delle incisioni c'erano i numeri in ottone. Scendiamo ancora. Come vi avevo accennato prima, l'orologio è stato ricostruito totalmente dall'amministrazione comunale, perché appunto durante la guerra sono stati rovinati, ma soprattutto sono stati esportati tutti gli elementi necessari per il funzionamento dell'orologio, e quindi sia la meridiana che l'orologio del campanile in realtà sono delle opere restaurate abbastanza di recente. Credo che, diciamo, la sezione relativa al commento principale sulla meridiana e sull'orologio del campanile sudale sia concluso. Io lascerei fare scorrere un pochino le fotografie un po' più grandi, giusto per dare un occhio all'inserimento effettivo di questa meridiana. Probabilmente prima del restauro la meridiana non era esattamente così, perché si notano delle macchie, delle piazze che potevano essere delle cadute dell'intonaco, delle cadute di colore. Però credo che non ci fosse questa bicromia tra la parte esterna e la parte, diciamo, del quadrante con le linee orarie frazionate di 6 minuti in 6 minuti. Tra l'altro è molto probabile che siano state anche aggiunte le ore 11 e l'ora 1, che secondo me prima non c'erano, ma diciamo che per riempire il quadrante, insomma, hanno fatto un po' questo lavoro, che è comunque un bel restauro. Diciamo che passa un pochino probabilmente l'immagine originale della meridiana, ma risulta comunque gradevole e ben fatto. Andrei oltre. Qua la vediamo un po' più vicina, vediamo che ci sono 4 motti sugli spigoli, diciamo, di questo riquadro. È molto probabile che non ci fossero neanche la linea equinoziale, però io sì, non ho dei dati che possano certificarlo, non ho trovato delle fotografie pre-restate. Scenderei ancora. Andrei oltre. Prego. Direi che possiamo andare oltre. Ecco, questa è una vista interessante, diciamo, del frontone del domo ciliare con l'altro orologio. E adesso ci saranno delle immagini delle altre meridiane realizzate da Bartolini. Quindi questa è a Gorizia, sul fianco della chiesa metropolitana. Vedete che questa è leggermente più ricca proprio perché sono state portate ulteriori informazioni, tipo latitudine e longitudine nel basso a destra e l'equazione del tempo invece a sinistra. Andrei oltre ancora. Questa è un po' la firma dell'autore. Vedete bellissima l'ombra del limone, molto particolare bella. Nel caso di questa meridiana si notano 2 ulteriori linee che sono legate a delle date particolari per Gorizia, particolari. Adesso sinceramente non ho informazioni ulteriori. E invece questa è quella di Bezzone, e tra l'altro nella parte inferiore vedete che ha un ulteriore gnomone e ha una classica meridiana, quindi completa di tutte le ore possibili a ore francesi o ore
molto semplice da leggere, che completa un pochino il quadrante della media superiore. Bene, io spero di essere stata nei tempi, spero di essere stata esaustiva. Mi auguro che la